La pietra del sole. Sentiamo che cosa ci deve dire l'albero Matusalemme. Cilindro si crede un gran inventore, ma le sue invenzioni hanno un piccolo errore. I minicuccioli stanno per ritornare nella valle dei dinocuccioli e il maestro dice: oggi impareremo a fare dei disegni sulle pareti di una grotta. Il cagnolino portatile si preoccupa perché all'interno della grotta è buio. Cilindro lo rassicura: non ti preoccupare, io ho un'idea infallibile. Tutti partono a piedi, Cilindro invece prende la bicicletta. Diva chiede a Cilindro che cosa se ne faccia di una bicicletta, ma Cilindro non risponde. Anche Dentino è curioso e chiede a Cilindro: Cilindro, perché sei venuto col bicicoso? Cilindro questa volta risponde: entriamo nella grotta e te lo faccio capire. Cilindro sistema la bicicletta sul cavalletto e comincia a pedalare. La grotta si illumina, tutti sono felici e Dentino esclama: bravo Cilindro, finalmente la parete è illuminata per disegnarci. Cilindro, molto vanitoso, dice: chiamatemi pure Cilindro da Vinci. Smette di pedalare, ma la luce del fanale della bici si spegne. Quello che pedala non partecipa alla lezione, come si fa? Dice Bernoccolo. Aspettatemi, ho un'altra ideona. Datemi un foglio per favore che risolvo il problema. Spacca, prende un foglio e lo passa a Cilindro. Cilindro disegna sul foglio una bajour. Ma è spenta, dice Diva. E Cilindro, prontissimo, risponde: è spenta perché non ho ancora acceso l'interruttore. Cilindro accende l'interruttore, ma ovviamente non succede nulla. Un disegno non si può accendere, Cilindro, risponde Diva. E allora interviene Portatile. Forse io ho un'idea, Bernoccolo. Vieni con me. Ma che cosa stai cercando? Chiede Bernoccolo. Sto cercando un pezzo di roccia molto lucido, risponde Portatile. Forse ho quello che fa per te. Vieni, replica Bernoccolo. Che ne dici? Chiede Bernoccolo mostrando una grande pietra lucidissima. È proprio quello che fa il caso nostro, risponde entusiasta il nostro cagnolino. Entrambi si abbassano e provano ad alzarla, ma la pietra non si muove di un palmo. Portatile ci pensa un attimo e poi ha un'idea. Aspetta, tu sai salire sugli alberi? No, e non ci penso nemmeno, risponde impaurito Bernoccolo. Allora io monto sopra la tua testa. Riesci a reggermi? Che domande! Sono forte io, dice Bernoccolo, e Portatile aggiunge: io salgo sulla tua testa e lancio un sasso, sperando che la pietra si rompa. Portatile sale sulla testa di Bernoccolo e lancia il sasso verso la pietra, che si rompe in tanti pezzi. Portatile sistema i pezzi della pietra in modo da riflettere la luce del sole e portarla fino alla grotta che si illumina come se ci fosse il sole all'interno. Tutti così possono disegnare. Però anche l'idea del fanale della bici non era male, dice Cilindro. Eh sì, dovresti inventare una bici che funziona senza pedalare, risponde Diva. E Cilindro, senza pensarci un attimo: certo, il grande Cilindro da Vinci inventerà una bici che funziona senza pedalare. I nostri amici hanno portato il sole a spasso. Arrivederci piccoli amici, tornate presto e siate felici, conclude il nostro amico Matusalemme.